Buonasera a tutti e benvenuti. Mi presento, sono Marco Cattaneo, dirigo la rivista Le Scienze, un mensile di divulgazione scientifica, e ringrazio l'Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti per avermi invitato a coordinare questo incontro, peraltro per aver scelto un tema che è un tema assolutamente della nostra quotidianità oggi. Siamo tempestati con le notizie sull'influenza, l'influenza A o influenza suina, partita come influenza suina, poi le abbiamo cambiato nome, insomma questo ceppo H1N1 che ha provocato la pandemia di cui tutti quanti parliamo, e qui dietro alle nostre spalle prima avete visto un'idea di come il contagio si propaga, no? Un'idea un pochino hollywoodiana, però tutto sommato è la realtà di quello che in qualche misura ci capita tutti i giorni. Lo starnuto, il fazzolettino toccato da due persone, una era contagiata, si contagia anche l'altra, insomma tutto quello che anche Topo Gigio in questi giorni ci sta dicendo di evitare di fare, insomma lavarci spesso le mani, essere preparati e tutto. Però tra tanta informazione che c'è stata, insomma, fare un po' di chiarezza su... È ripartito? Siamo contagiati dal film ormai. Fare un po' di chiarezza su che cos'è questo virus H1N1 nella famiglia dei virus influenzali, e dall'altra parte come si sta in qualche modo muovendo per tutto il mondo, come si è mosso rapidamente per tutto il mondo, e anche questo sarà un tema importante, è una delle cose più affascinanti tutto sommato del nostro tempo, e cercare di fare un po' di chiarezza, anche perché le informazioni che ci arrivano dalla stampa quotidiana a volte sono allarmistiche, a volte sono un po' inquietanti. Insomma, qui abbiamo due esperti, espertissimi direi, perché abbiamo Maria Cristina Parolin alla mia destra, dell'Università degli Studi di Padova, virologa molecolare, che quindi ci racconterà che cosa sono questi virus, come questi virus arrivano a noi attraverso strade spesso complicate e intricate, e anche come cerchiamo di combatterli. E alla mia sinistra Donato Greco dell'Istituto Superiore di Sanità, epidemiologo, che ci racconterà un po' come si è mossa, come si sta muovendo e dove sta andando questa pandemia, termine ormai usato e straabusato direi, di virus influenzale, e quali sono anche i pericoli che questa epidemia porta con sé. Prima di tutto cedo la parola a Maria Cristina Parolin, grazie. Allora, intanto buonasera a tutti, grazie al dottor Cattaneo per l'introduzione e anche agli organizzatori di questa giornata per l'invito a parlare, come ha già anticipato il dottor Cattaneo, di una tematica così importante. Per prima cosa vorrei definire il concetto di pandemia, perché questa sta ad indicare solo le malattie oppure condizioni patologiche che sono contagiose. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha individuato in 3 condizioni quelle essenziali che mi permettono di definire la pandemia. Innanzitutto la comparsa di un nuovo agente patogeno, la capacità di questo nuovo agente patogeno di colpire gli uomini e creando quindi delle patologie in qualche modo significative, e poi terzo, ma non in qualità di importanza, la capacità di questo agente infettivo di diffondersi in maniera molto rapida ed in maniera molto efficiente, soprattutto da uomo ad uomo. Come mai origina una pandemia influenzale? Una pandemia influenzale si verifica nella popolazione quando emerge nella popolazione umana e si trasmette in maniera molto efficiente da uomo a uomo un virus dell'influenza per il quale la popolazione ha una bassa immunità oppure ne è completamente priva. Il virus dell'influenza è caratterizzato da una serie di proteine interne che fanno parte della struttura della particella virale, e alcune invece che si riscontrano solo a livello della cellula infettata, come ad esempio NS1, e invece altre proteine esterne che sono localizzate a livello dell'envelope lipidico che racchiude il virus, ed in particolare la neuroaminidasi e l'emoglutinina. L'importanza di queste proteine è decisiva, infatti le proteine interne sono quelle che mi permettono di classificare i virus influenzali in 3 tipi: virus influenzali di tipo A, di tipo B e di tipo C, che sono caratterizzati da uno spettro d'ospite diverso, ed in particolare il virus dell'influenza A è in grado di infettare non solo l'uomo, ma anche una serie di specie animali sia appartenenti ai mammiferi che non invece mammiferi.
Per quanto riguarda invece le proteine esterne, l'emaglutinina e la neuraminidasi, queste sono le proteine che rappresentano il bersaglio principale del sistema immunitario e quindi sono quelle più altamente variabili. Vengono per questo utilizzate per andare a identificare i ceppi circolanti stagionali utilizzando una classificazione di tipo binomiale definita HX-NY, appunto per indicare il tipo di emaglutinina e di neuraminidasi. Ne esiste una classe di varie di questi tipi, in particolare sono finora state identificate 16 emaglutinine e 9 neuraminidasi che rappresentano, diciamo, nel loro complesso, vengono accomunati da molte caratteristiche comuni, anche se in seguito alla pressione da parte del sistema immunitario possono occasionalmente verificarsi delle leggere differenze che però non implicano un cambiamento di classificazione all'interno di questi sottotipi. Come ho già detto, queste proteine sono quelle che stimolano il sistema immunitario e quindi è proprio nei confronti di queste proteine che si sviluppano gli anticorpi specifici e che sono coinvolti quindi nella protezione dell'infezione. È noto a tutti quanti che il virus dell'influenza è altamente trasmissibile, per cui l'influenza è una malattia altamente contagiosa, che è dovuta al fatto che il virus si replica a livello dell'apparato respiratorio, nelle alte vie, e quindi semplicemente la trasmissione può avvenire per un contagio dovuto alle goccioline di saliva, ad esempio, o semplicemente starnutendo, tossendo, oppure in alcune condizioni anche semplicemente parlando a distanza ravvicinata. E tutti sappiamo che ogni anno, durante il periodo invernale, vanno ad evidenziarsi nella popolazione la comparsa di ceppi di influenza stagionali che sono caratterizzati da alcune alterazioni, modificazioni, soprattutto a livello delle proteine di superficie, in particolare l'emaglutinina, e nei confronti di questi nuovi ceppi influenzali la popolazione non è preparata dal punto di vista immunologico e quindi non è protetta completamente. Nascono quindi, ovviamente, le cosiddette epidemie stagionali. Una cosa importante da puntualizzare è il fatto che mentre l'influenza di tipo A e di tipo B entrambe sono in grado di indurre lo sviluppo di epidemie, solo l'influenza di tipo A è in grado di indurre lo sviluppo di una pandemia. E come ho già detto in precedenza, il virus dell'influenza A è in grado di infettare non solo l'uomo, ma tutta una serie di altre specie animali. Quindi ovviamente sorge la domanda: perché nascono e come si originano questi ceppi di virus influenzali epidemici e invece come nascono quelli invece di tipo pandemici? Questo è dovuto al fatto che il virus dell'influenza A è soggetto a due tipi di variazioni importanti: quello che viene definito come drift antigenico e invece quello che viene definito come shift antigenico. Che cosa sta a significare? Il drift antigenico è dovuto a delle mutazioni puntiformi a livello della sequenza genica che codifica la proteina emaglutinina e anche la neuraminidasi, e questo è dovuto al tasso di replicazione del virus. Come vedremo, un virus ad RNA, e quindi durante la replicazione non sono così non comuni questo tipo di mutazioni. Mentre invece lo shift antigenico è una variazione molto più importante, molto più significativa, in quanto in questo caso il virus cambia completamente la sua caratteristica genetica. Ad esempio, da un sottotipo H1 può diventare un sottotipo, ad esempio, H5 o H7. Quali sono quindi le basi molecolari che mi portano alla formazione di questo shift antigenico? Questo è dovuto al fatto, appunto, come avevo già anticipato, che il genoma del virus è caratterizzato da 8 segmenti di RNA. Ognuno di questi codifica per una o due proteine e tutti questi segmenti genici devono essere presenti all'interno della particella virale per garantire la sua infettività, per cui la sua capacità di infettare la cellula bersaglio. Quindi, come avviene lo shift antigenico? Supponiamo di avere due virus X e virus Y, completamente diversi tra di loro, che infettino la stessa cellula bersaglio.
all'interno di questa cellula io posso avere un riassortimento, una combinazione dei vari geni e quindi il virus che si origina da questa coinfezione presenta delle caratteristiche completamente diverse rispetto ai due virus originario e nella maggior parte dei casi, ad esempio, si verifica il fatto che il virus è caratterizzato da tutti i segmenti che provengono da un virus e ad esempio solo la proteina di superficie, l'emaglutinina, invece che deriva dall'altro tipo di virus. Nel passato si sono verificate 3 pandemie influenzali, la spagnola del 1918, l'asiatica del 1957 e infine quella del 68, la pandemia di Hong Kong. E come vedete in questo contesto i sottotipi del virus che è stato causa di questa pandemia sono H1N1, H2N2 e H3N3 che sono sottotipi che attualmente ancora sono in circolazione. Allora, prima vi ho parlato di 16 emaglutinine e di 9 neuroaminidasi come tipi di proteine di superficie diverse. E allora dove sono finite tutte le altre che non compaiono nella popolazione umana? Questo è dovuto al fatto che tutti questi sottotipi di virus influenzali coesistono all'interno degli uccelli acquatici, selvatici. Quindi questi uccelli acquatici rappresentano il serbatoio naturale in cui tutti questi sottotipi di virus influenzali possono coesistere in uno splendido esempio di interazione tra virus e cellula ospite. Che cosa può succedere? Che in casi occasionali, quindi molto rari, ci sia un passaggio della barriera di specie per cui un virus influenzale che è presente all'interno dell'uccello acquatico possa in qualche modo infettare altre specie animali, tra cui ad esempio il suino, l'uomo, il cavallo e così via, e quindi in questo caso abbiamo un passaggio di virus dall'uccello, in questo caso a un altro ospite. Come mai? Quali sono le basi per la formazione di un ceppo pandemico umano? Possiamo formulare, diciamo, 2 ipotesi. Quella che prevede lo shift antigenico, quindi in questo caso si può pensare ad esempio che un virus che deriva dall'uccello e un virus umano si siano riassortiti tra di loro dando la formazione di un virus che ha delle caratteristiche diverse, che è in grado di adattarsi all'uomo e poi di trasmettersi successivamente da uomo a uomo. Oppure si può parlare anche di drift antigenico, cioè il virus, in questo caso aviario, è in grado di acquisire nel tempo, in seguito alla pressione selettiva, un numero così elevato di mutazioni a livello delle sue sequenze geniche e in questo modo si può adattare, cioè compiere il superamento della barriera di specie e dall'uccello adattarsi a replicarsi a livello dell'uomo. In realtà l'esperienza ci insegna che entrambe le 2 ipotesi sono vere, perché in effetti inizialmente i virus degli uccelli selvatici è passato il virus aviario agli uccelli invece domestici e poi dall'uccello domestico si è infettato un ospite intermedio, il suino. Il suino che contemporaneamente è stato infettato a sua volta da un virus influenzale di tipo umano e quindi il suino è stato proprio quel serbatoio cellulare a livello del quale i 2 virus si sono riassortiti tra di loro per portare alla formazione di un virus riassortito che è in grado non solo di infettare l'uomo, ma poi di trasmettersi da uomo a uomo. L'altro caso, anche questo si è verificato, il passaggio diretto del virus di tipo aviario dall'uccello selvatico all'uccello domestico e poi direttamente all'uomo, come abbiamo recentemente appunto avuto nel caso dell'influenza H1N1. Fortunatamente però allora il passaggio successivo per cui la trasmissione da uomo a uomo per definire la pandemia in quel caso non si è verificata. A giugno di quest'anno è stata definita a livello mondiale appunto una nuova forma pandemica che è la variante H1N1V, così definita, che è stato identificato dal punto di vista diciamo genetico rappresentarsi da un riassortimento genico che origina da ben 4 virus di tipo diverso, 2 che originano dal maiale, 1 che origina dall'uccello e 1 invece che è di origine umana. Come è successo questo? Questo è stato dovuto al fatto che il suino è stato infettato da virus sempre di origine suina, da virus di origine invece aviaria e da virus dell'uomo, per cui dell'influenza umana, e quindi si è formato un triplo cosiddetto rassoltante,
che a sua volta è stato infettato da un successivo virus suino, per cui alla fine il riassortimento genico è derivato da 4, virus di tipo diverso, e in questo caso si è trasmesso direttamente dal suino all'uomo. Quindi parliamo di influenza appunto suina, perché tutti i segmenti che corrispondono alla sequenza genica del virus sono appunto derivati tutti dal virus dell'influenza suina, che a sua volta ovviamente è derivato sempre o direttamente oppure tramite passaggio attraverso l'uomo dal virus dell'influenza aviaria. Quali sono gli eventi che hanno portato a questo riassortimento e anche dove questo si sia verificato? Attualmente è ancora da chiarire, e quindi possiamo dire che i meccanismi molecolari che portano a questo tipo di sviluppo di un ceppo pandemico sono altamente complessi e sono dovuti a una serie di caratteristiche che riguardano non solo il virus ma anche l'ambiente, per cui il virus è in grado, si deve adattare a crescere e a moltiplicarsi in un organo che normalmente non è il suo bersaglio dell'infezione, e quindi è in grado di stimolare tutta una serie di caratteristiche genetiche specifiche del virus, e d'altro canto, siccome deve permanere, adattarsi a livello di questo nuovo ospite, deve anche attenuare i suoi determinanti di patogenicità per evitare appunto di non portare l'organismo nuovo infettato incontro a morte. Quindi possiamo, concludendo, definire questa variante H1N1V con caratteristiche antigeniche e anche genetiche completamente diverse rispetto ai virus da cui origina, una caratteristica di questo quadruplo riassortante mai verificatasi nel passato e che soprattutto si trasmette in maniera molto efficiente da uomo a uomo. Attualmente, per fortuna, manca di tutte quelle caratteristiche di patogenicità che sono l'aspetto che più preoccupa tutti quanti noi, però ovviamente è importante il monitoraggio costante delle caratteristiche antigeniche di questo virus per vedere se nel tempo queste caratteristiche in qualche modo potranno variare. E grazie. Grazie professoressa Parolin. Io avrei già una domanda da farle, gliela faccio al volo anche perché è stata bravissima e velocissima. Troppo veloce. Lei ci ha raccontato di questo incontro tra il virus degli uccelli acquatici, il passaggio attraverso il maiale, l'uomo, l'incontro di questi tre virus. Come accade? Come può accadere? Perché appunto, certo. Come e dove soprattutto? Ecco. Allora, è chiaro che questo tipo di contatto è un contatto che avviene direttamente con l'animale e quindi in condizioni igienico-sanitarie che non certo sono quelle che si riscontrano nei nostri paesi. In genere sono contatti che avvengono nei paesi asiatici nella maggior parte dei casi, anche se in alcuni contesti si può ovviamente instaurare una trasmissione direttamente, ad esempio dal suino all'uomo, nel caso di coltivatori, negli allevamenti di maiali, quindi, oppure anche di polli, ci può essere questa trasmissione direttamente per il contatto diretto appunto dal punto di vista lavorativo, però se no chiaramente sono condizioni igienico-sanitarie di cui non dobbiamo preoccuparci nel nostro paese. Sì, le partenze poi appunto spesso e volentieri, questo è un caso mi pare abbastanza particolare, questo dell'H1N1 variante, perché il Messico non era indicato come uno dei punti di partenza, mentre invece questa influenza arriva dal Messico. Delle pandemie di cui abbiamo parlato, a parte la spagnola, quella del 57 e quella del 68, invece avevano una fonte che è il bacino asiatico, che è la fonte di quasi tutte le epidemie. Anche perché lì in queste zone la quantità anche poi degli uccelli acquatici, poi le paludi, le zone dove sono presenti questi virus sono veramente molto dal punto di vista territoriale molto ampie. E poi c'è anche il discorso di quello che una volta veniva definito, non so, il maiale nei paesi dell'est, no? Come simbolo sacro, e quindi non c'è neanche la macellazione dell'animale stesso, e quindi è chiaro che ci sono una serie di commisture per cui convivono, i diversi animali a contatto con l'uomo in maniera molto diretta, e quindi che è la sorgente principale per il contatto interspecie. Grazie.
Adesso io non so se il professor Greco è rimasto affascinato anche lui dal film di prima, perché a me ha affascinato moltissimo, nel senso che l'idea che appunto, tra l'altro è un'idea che è perfettamente coerente con quello che accade oggi. Quando ci fu la pandemia di Spagnola, quella fu portata dagli Stati Uniti, dai militari americani che venivano a combattere in Europa e poi ci volle del tempo perché quella pandemia diventasse globale. 18 mesi appunto, ci vuole del tempo perché diventasse globale e perché colpisse e uccidesse tanto quanto ha fatto, tra l'altro con un virus violentissimo, un virus che uccideva fortunatamente quello molto di più di questo H1N1 di adesso. E in realtà oggi la pandemia è scoppiata in 3 settimane, 2 settimane, perché abbiamo dei mezzi che ci permettono di muoverci un po' più rapidamente. Allora sono particolarmente felice di sentire come si muovono oggi in un mondo moderno le epidemie e come si arriva a una pandemia in tempi così brevi e a che punto siamo oggi. Professor Greco, grazie. Grazie, buonasera a tutti, eccoci qua ancora. Dunque, vediamo subito brevemente, come ha ben detto la collega virologa, il virus altro non è che un ricciolo di acido nucleico, in questo caso RNA, dentro una pallina di muco. Non è manco vita, anzi è vita perché Watson e Crick hanno avuto il premio Nobel nel definire un acido nucleico vita, ma il virus non è capace di fare niente. Da solo, l'unica cosa che può fare, può raggiungere una cellula, iniettare il suo carico di acido nucleico e riprodursi a spese della cellula. È un parassita obbligato. Tenete conto che un batterio è un essere completo. Un batterio ha un cervello, ha un apparato nervoso, un apparato respiratorio, ha un apparato anche digerente in qualche modo, addirittura si può coniugare, si sposa un batterio oppure si divide, quindi può fare molte cose, si muove, ha addirittura degli organi motori, quindi è una cellula completa. Un virus non fa niente di questo, è veramente il mattone principale della vita. E questo è quello che voglio dirvi come primo mio messaggio. Noi siamo una zuppa di germi, grazie a Dio. Nella più bella pelle della persona più pulita di questa stanza ci sono almeno 100.000 batteri per centimetro quadrato, non dico quanti milioni di virus ci sono. Quindi noi viviamo dentro il numero di germi che teniamo nell'intestino difficilmente si scrive malamente, i trilioni, i quadrilioni, andiamo su numeri assolutamente fantasiosi. La realtà è che nel corpo umano abbiamo molte più cellule batteriche e molti più virus di quante cellule umane abbiamo. Quindi in qualche modo dobbiamo incominciare a riconoscere che il mondo dei germi non è un piccolo mondo ostile, ma è il nostro mondo, è il mondo in cui noi viviamo. Quadriliardi di virus. I batteri, sappiamo oramai abbastanza bene, sono su questa terra da almeno 3 miliardi di anni e noi, l'Homo erectus, ha 1 milione di anni, l'Australopiteco arriva a 3-4 milioni di anni, una cacchetta di mosca in confronto alla vita dei batteri. D'altra parte è pure vero che noi non potremmo vivere un secondo senza germi. I germi sono mediatori di buona parte delle nostre funzioni vitali. Non avremmo digestione, non avremmo assorbimento, non avremmo respirazione, non avremmo l'amore, non avremmo il pane, non avremmo il vino, la birra, gli odori, i sapori, tutta roba veicolata da batteri e virus. Quindi il primo mattone evoluzionista probabilmente dell'intera specie è stato probabilmente un virus, o un batterio o un virus, non sappiamo bene, ma comunque certamente una molecola di acido nucleico che a un certo punto si è ricoperta di qualcosa che lo proteggesse e che l'aiutasse a riprodursi. Quindi il fatto di vedere i germi soltanto come nemici è una limitazione culturale importante. Oggi meno di una specie batterica su 1000 note, di quelle note, è potenzialmente pericolosa. Il dato di fatto è che noi ne conosciamo poche. La virologia, di cui abbiamo un grande esponente nazionale, non c'ha manco 100 anni in termini pratici. La batteriologia, ha stento 3 secoli, ma 2 secoli, da Pasteur in poi, sostanzialmente. Quindi che cos'è rispetto alla vita umana, rispetto alla storia, rispetto alle migliaia di anni di evoluzione? Quindi conosciamo poco e giustamente abbiamo focalizzato tutti i nostri sforzi a conoscere la parte dei germi che ci fa male, ma sappiamo molto poco, sappiamo di meno invece di questo mondo in continua evoluzione che sono i germi che ci fanno bene. E ripeto,
non c'è cosa nella vita che bene non faccia. Un esempio per tutti, questo pomodoro è vero, è dell'FDA americano ed è uno dei pomodori più ingegnerizzati della storia dell'umanità. Ha 18 evoluzioni genetiche artificiali, cioè di quelle che si inseriscono con i coli, sapete queste mediazioni che si fanno in ingegneria genetica. C'ha i germi per la polpa, è sempre rosso, c'ha i germi per la consistenza, è sempre tosto, c'ha i germi per stare fuori dal frigorifero 30 giorni, c'ha i germi per essere raccolto in una settimana, in modo che si può fare a macchina tirando giù le piante. Però non sa di niente, è privo di sapore. Un ricercatore italiano, di cui posso fare il nome, che è Rino Rappori, un grande ricercatore, biologo italiano di Siena, tra l'altro, alla fine, grazie a un contratto con l'agricoltura americana, ha scoperto che il sapore del pomodoro è un virus. È un virus che interviene nella maturazione del pomodoro a un certo punto della sua crescita, crea delle macerazioni cellulari di vario tipo e quello è il sapore. Quindi voi capite che virus e batteri sono il sapore della vita. Senza di loro noi non andiamo da nessuna parte. Perché ci fanno male? Beh, evidentemente, fin quando eravamo cacciatori e raccoglitori e correvamo nelle foreste, sostanzialmente era più pericoloso il dinosauro o il mammut dei germi. Insomma. Ma è chiaro che virus e batteri in qualche modo possono, grazie a quel meccanismo evolutivo che così bene Parolino ha spiegato prima di me, in qualche modo impazzire, per come la vediamo noi, per loro è una nicchia ecologica, e adattarsi all'uomo. Quindi l'uomo cacciatore non aveva di queste grandi cose, ma quando circa 15.000 anni fa la prima comunità organizzata umana è stata insediata dove è adesso la guerra, verso Bassora, nella mezzaluna fertile, ci sono buone documentazioni che dicono questo, subito dopo sono cominciate a scoppiare le epidemie, perché evidentemente l'aggregazione degli uomini, la domesticazione degli animali, che pure è datata iniziare di quella fase, ha cominciato la possibilità di scambi continui tra germi che alla fine stavano per i fatti loro quieti, che partecipavano alla normale vita biologica dell'essere umano. Fin quando le epidemie non sono diventate una costanza. Questa è la peste, l'ho tirata fuori da San Sepolcro, bellissimo paese di Piero della Francesca, ma pure dove fanno i biscotti, la Buitori sta a San Sepolcro, dove ho fatto un'epidemia di peste anni fa, di peste silvestre. E vedete, questa l'ho tirato fuori dal registro parrocchiale. Sono i morti in un certo periodo. Vedete queste scalette? Ogni N anni la bella epidemia di peste faceva fuori il 12-13% della popolazione. E questo per alcuni secoli è stato veramente il controllore principale del boom demografico. Perché di fatto le epidemie sistematicamente riuscivano a ridurre drasticamente la popolazione nel tempo. Questo è finito quando, dice il premio Nobel Mollary, altro tuo collega del Pasteur, dice che quando è stata inventata la sottoveste, la povera pulce, che è il vettore della peste, sapete bene, si è trovata di notte sopra una sedia in un ambiente senza riscaldamento e senza manco le finestre, spesso e volentieri, si è morta di freddo. In quel momento ha cominciato ad abbandonare le gonne e i vestiti dei maschi e delle donne dell'epoca e le epidemie di peste, che sono state, ripeto, controllore demografico per tanti secoli, sono finite. E questo è avvenuto a fine del Settecento. Ma di fatto abbiamo detto che questi acidi nucleici altro non sono che delle eliche di 4 semplici aminoacidi, l'avete studiato tutti quanti al liceo, che si duplicano continuamente, in una velocità straordinaria. In un giorno miliardi e miliardi di operazioni. Senza mai un errore? No, sempre c'è un errore. Gli virologi tirano fuori un virus da un paziente e lo caratterizzano e fanno la sequenza genetica. Dopodiché se sullo stesso paziente fanno un altro prelievo pochi giorni dopo, la sequenza non è esattamente identica. Loro dicono omologa al 95%, 96%, cioè c'è sempre un errore nella duplicazione. Questo errore è l'elemento vitale della riproduzione, che grazie a questo errore, che nella stragrande maggioranza delle duplicazioni non porta a una modifica dell'essere del singolo virus, però questo permette una via di fuga verso l'evoluzione in altre situazioni. In effetti il riassortamento di cui si è parlato prima è una magnifica scappatoia
per adattare l'elemento virale a nuove situazioni di aggressione e quindi a favorirne la moltiplicazione. È un elemento di vita. E abbiamo detto che ci sono questi incubatori naturali, questa è la provincia di Guangdong, che è poi, come hai detto tu benissimo, uno dei focolai principali. E devo dire il Messico, perché il Messico? Beh, la città La Gloria ha l'allevamento di maiali più grande del mondo, 40 milioni di maiali all'anno, di proprietà americana. Dice che c'è una puzza tremenda, non si può accostare. Tant'è che gli abitanti da anni protestavano per la puzza, quindi quando si sono trovati anche l'influenza, però è evidente che qualcosa ci deve essere stato per questa vicinanza così, anche se, ricorda, forse hai letto il lavoro di Shope sull'epidemia asiatica del 1919, il quale il dottor Shope testimonia che fu l'uomo a infettare molti allevamenti di maiali con gravi perdite all'epoca, quindi non sempre è colpa degli animali stavolta. Vediamo a casa nostra, l'influenza c'è, ci viviamo sempre. I primi segni di influenza sono di oltre 4.000 anni fa. In fondo la parola influenza che significa? È l'influenza degli astri. Perché? Perché non c'è niente di più mortalmente preciso dell'epidemia influenzale. Quindi voi la potete leggere a seconda di alcune costellazioni. Arriva precisa come la morte nella seconda metà di gennaio, se ne va precisa come la morte a fine marzo. Queste sono le segnalazioni di 1.000 medici di base che segnalano tutte le settimane per via elettronica all'istituto da 10 anni, come vedete, le sindrome influenzali. E vedete, questi sono i ragazzi da 0 a 14 anni, ma la stessa cosa che per gli altri, come ogni anno, puntualmente, a partire da gennaio fino a fine marzo, c'è questo picco influenzale. Chiaramente questo è, come devo dire, un campione della sindrome. Vedete anche che ci sono alcuni anni in cui l'epidemia è moscia, alcuni anni in cui l'epidemia è forte, quasi che l'esperienza dell'anno precedente fosse protettiva l'anno successivo. E un po' è vero, cioè un po' è vero che noi un po' di memoria immunitaria, quando arriva l'epidemia, ce la conserviamo. Purtroppo nella maggioranza dei casi questa memoria immunitaria non è permanente, come il caso del morbillo o di tante altre malattie infettive, ma è flebile. Per cui non ci basta a non avere il rischio di ribeccarci l'influenza l'anno dopo, motivo per cui ci dobbiamo vaccinare tutti gli anni, sostanzialmente. Alla fine, se no sarebbe sufficiente una vaccinazione. Il virus cambia e quindi la memoria precedente non funziona verso il virus nuovo dell'anno successivo. Ci dobbiamo vaccinare tutti gli anni. Quindi stiamo davanti a un fenomeno con cui conviviamo da sempre. Le nostre nonne, i nostri avi, i nostri mamma, tutti, da sempre. L'influenza è con noi. Fa parte, questi sono gli isolamenti virali. Di che numeri parliamo? Cioè, quanta gente si becca l'influenza? Beh, questi sono i numeri reali del Paese Italia. Da 5 al 20% della popolazione, a cui dovete aggiungere tutti i casi poi asintomatici, cioè gente che viene infettata ma non sviluppa sintomi, e quindi da 3 a 12 milioni di casi. 12 milioni di casi su 60 è una bella fettina del Paese. E tutto questo avviene in poche settimane. Questo è il dramma dell'influenza. Fosse diluito in 12 mesi, questo avviene sostanzialmente in meno di 8 settimane, in 2 mesi. Per cui chiaramente l'impatto è un impatto importante. Noi abbiamo da 5 a 8 mila decessi, noi diciamo in eccesso. Perché in eccesso? Perché di fatto sono le persone già molto fragili, che hanno altre malattie, generalmente sopra i 75 anni, ma manco è giusto che il nonnino se ne va con la febbre, insomma, questa è un'altra cosa, no? Se si può evitare, insomma, sarebbe buono non dargli la spintarella. E poi, Tremonti potrebbe essere felice e contento di queste morti, perché alla fine sono pensioni in meno, sono gente che non... come costi un costo quasi guadagnato, ma di fatto a fronte di questa mortalità in eccesso così importante, e che è universale, non è soltanto italiana, in America si stima in 70.000, insomma, sì. Di fatto ci sono una valanga enorme di ricoveri ospedalieri per le complicanze dell'influenza, che sono circa l'1%, ma anche di più, ci sono milioni di visite mediche per l'influenza, ci sono, ed è il costo principale, l'assenza di noi genitori quando si ammala il bambino, oppure l'assenza di noi quando ci ammaliamo. E questo è il costo numero 1. Tanto per farvi un'idea chiara, un'influenza ci costa una legge finanziaria ogni santo anno. Cioè andiamo sui costi, ho fatto un seminario la settimana scorsa
alla Facoltà di Economia a Torino con i colleghi economisti, e insomma la stima viaggia tra i 15 e i 20 miliardi di euro ogni santo anno. Che non significa che vaccinando risparmiamo questi soldi, però diciamo, ha un impatto importante. Quindi devo dirvi con chiarezza che l'influenza è il primo killer infettivo del paese. In termini numerici ammazza più dell'AIDS, anche se ammazza gente diversa. Però è una cosa importante, più importante della tubercolosi, della malaria nel nostro paese. Quindi in termini di infezione l'influenza è numero uno, quello che ci fa più pericolo. E non è vero che l'influenza stagionale riguarda soltanto i vecchi, no, perché acchiappa soprattutto i bambini e purtroppo fa anche qualche morto tra i bambini e tra i giovani, e lo fa per quella cosiddetta polmonite virale primaria, in cui il virus non si ferma nelle prime vie aeree, come è naturale che sia, come avviene nella stragrande maggiore dei casi, ma riesce a penetrare direttamente nei polmoni, provocando una polmonite da influenza, non una complicanza batterica successiva. E sono quelli che crepano alle 48 ore, e li stiamo vedendo purtroppo anche in questi giorni, sono qualcuno. Purtroppo è una situazione che si ripete. Quindi tutta questa catastrofe in 2 mesi. Quindi diciamo, l'influenza non è un affare. Quindi i costi, quindi i morti sono un guadagno, abbiamo detto. I malati non costano tantissimo. C'è questo studio dei medici di base che dicono l'assenza del lavoro costa un sacco di soldi. Ed è quello che appunto fa precipitare il costo. Non andiamo quindi. Le epidemie, l'ha detto benissimo la mia collega, quindi vado veloce, sono sempre state presenti. Anche epidemie di cugini strettissimi di questo virus, cioè di H1A, H1N1. E di fatto noi, sopra i 60 anni o 60 anni e su, di fatto siamo abbastanza immunizzati contro questa attuale pandemia, perché abbiamo avuto esperienza negli anni 50 e negli anni 70 di 2 cugini stretti, H1N1 sono qui segnati, che vedete questo qua, vabbè, è inutile andarlo a vedere, questo lavoro chi di voi se lo trova sul New England Journal of Medicine del 16 luglio, che è la nostra rivista medica principale, e quindi vedete bene come abbiamo già avuto esperienza, motivo per cui questa attuale epidemia nel mondo non riesce a fare manco il 2% dei casi tra le persone sopra i 60 anni. Quindi diciamo, in qualche modo siamo protetti da questo punto di vista. Ed è anche il motivo per cui non siamo soggetti alla vaccinazione. Le pandemie di influenza quindi sono sempre arrivate con la loro brava metodicità. Di fatto esiste anche un periodo stimato tra i 20 e i 30 anni in cui arriva un virus sostanzialmente nuovo, no? Perché abbiamo ben sentito che le piccole varianti genomiche che avvengono tutti gli anni e che ci costringono alla vaccinazione non rappresentano virus nuovi, ma sottotipi diversi di un virus già noto. Invece il nuovo virus, quale è questo attuale, che è nuovo, totalmente nuovo, ogni 20-30 anni. Purtroppo arrivano anche, come devo dire, molto ben precisi. La situazione oggi è monitorabile. Chi di voi si vuol divertire con internet può vedere tranquillamente. Vi faccio vedere questa diapo soltanto per dare un altro messaggio. L'emisfero meridionale della nostra palla, del nostro mondo, vive l'inverno prima di noi. Quando qui è estate, lì è inverno. Per cui più di 50 paesi hanno fatto già l'epidemia di influenza pandemica, perché da allora è inverno. Hanno cominciato a febbraio-marzo e hanno finito sostanzialmente tra giugno e settembre, a seconda dei paesi. Anche gli Stati Uniti oramai sono nella fase quasi terminale della loro epidemia, stessa cosa in Inghilterra, cioè paesi che hanno avuto un'aggressione maggiore nell'epoca estiva. L'Australia, la Nuova Zelanda, l'India, parecchi paesi hanno finito. Quindi questo ci dà uno strumento in più, perché possiamo andare a capire che è successo lì. Anche perché è successo senza vaccino, che vaccino non c'era ancora, e con poco o nullo farmaco sostanzialmente. E questi sono i morti. In Europa abbiamo avuto questa iniziale aggressione molto forte in Inghilterra e in Spagna, probabilmente perché c'era un contatto più forte con gli Stati Uniti, ma insomma questa è una cosa, sono illazioni, ma insomma in Europa sta viaggiando tranquillamente. Insomma. In conclusione, che cosa è successo ad oggi? L'emisfero sud ha esaurito l'epidemia, cioè ha chiuso l'epidemia pandemica, poi incomincia a vivere l'epidemia stagionale, che purtroppo non ce la leva nessuno. Il Messico, gli USA e altri paesi stanno finendo, molti paesi europei sono già nella fase calante, l'incidenza è stata da 10 a 30 volte inferiore a quella della
normale pandemia, cioè qua misuriamo i casi in 100.000, nella epidemia stagionale li misuriamo in milioni, quindi c'è una differenza importante. Anche se questa, come ha detto bene la collega, questo virus sembra essere molto più efficace nella trasmissione veloce, è molto veloce la trasmissione, anche, chissà, perché i mezzi e i modi sono diversi. Ed eccoci qua a casa nostra. Se domani andate nel sito flu.iss.it trovate l'aggiornamento a domani, che è settimanale questo aggiornamento, e vedete bene come abbiamo un bel picco in corso, grazie a Dio. Siamo nel pieno dell'epidemia, non ci salva nessuno. I bambini, che sono quelli verdi e quelli blu, sono quelli che se la beccano più di tutti, e anche quelli che ricorrono più al medico. Ricordatevi che queste sono segnalazioni dei medici, casomai l'adulto che se la becca manco ci vada al medico, perché, ripeto, questa, grazie a Dio, è una malattia molto moderata, autolimitante, che sostanzialmente finisce in 3-4 giorni, nella stragrande maggioranza dei casi. Quindi questo è l'andamento reale, e se lo confrontiamo con le curve degli altri anni, vedete che regolarmente, tutti i santi anni, abbiamo la nostra brava curva epidemica, e la nostra curva sta facendo il suo percorso. A che punto stiamo, la gente vuol sapere? Beh, siamo quasi a metà strada. Probabilmente a fine novembre andiamo al picco di questa pandemia, e se siamo fortunati e Gesù Bambino ci fa il regalo, a Natale salutiamo il virus H1N1, finisce il suo arco epidemico come ha fatto in buona parte dei paesi dove è già finito. Questo non significa che se ne va del tutto, perché è vero, come ha detto la dottoressa Parolin, che un virus diventa dominante, però è pure vero che mentre il virus è dominante ci sono altri virus che comunque serpeggiano, e di fatto noi tutti gli anni abbiamo un virus H1N1 insieme all'H3N2 delle epidemie stagionali. Ce l'abbiamo pochi casi, quindi non è impossibile, come è successo per esempio negli Stati Uniti, che questo virus ci rimanga addosso ancora per un po', ma strisciante, mentre arriva il nuovo virus influenzale. Questo purtroppo ci dà il terzo messaggio un po' antipatico, che insomma siamo davanti a un semestre epidemico, non più i 2-3 mesi canonici, ma sostanzialmente probabilmente a gennaio c'è la saldatura tra questa pandemia non attesa, improvvisa, nuova, e la normale epidemia influenzale che comincia in quell'epoca. Quindi ne finisce una, ne comincia un'altra, ci abbiamo davanti un bel periodo di tosse e raffreddore. Beh, questi sono i casi. Quali scenari italiani? Quindi sostanzialmente la grande epidemia che macellava Manzoniani con i carretti, i morti, i monatti, grazie a Dio non c'è, perché abbiamo capito che la malattia è molto lieve, la mortalità è meno di un quarto della mortalità abituale dell'influenza stagionale, ma dobbiamo pure capire che quella colpisce gli anziani, che quindi crepano di più. Questa colpisce i giovani, che normalmente di meno sono soggetti. Quindi è sperabile che il virus termini il suo percorso epidemico entro Natale e continui sostanzialmente a mantenersi sotto quota, a serpeggiare, come ha fatto quest'estate, perché i primi isolamenti virali in Italia sono stati a fine maggio e hanno mantenuto luglio, agosto e settembre tranquillamente, senza provocare grandi focolai epidemici. La seconda ondata, tutti dicono la seconda ondata, perché nella spagnola ci fu una grande seconda ondata che fece milioni di morti. Beh, io ho studiato un po' la questione della seconda ondata questi ultimi 100 anni, non sono ben documentati. Nei 54 paesi dove l'epidemia è già andata, seconde ondate non ce ne sono state. Quindi noi speriamo e preghiamo i nostri santi che non ci sia una seconda ondata e nemmeno ci sia una grande mutazione immediata. Questo virus, come ha detto Parolin, ha faticato assai. Si è fatto 4 riassortamenti di 4 diverse specie. Quindi, insomma, è un po' esaurito pure lui. Che ne faccia un'altra importante da fare una nuova epidemia, immediatamente. Direi che è improbabile, ci vuole un po' di tempo. Diamogli un altro annetto a questo virus. Non è che a gennaio se ne caccia fuori un altro e ci frega a tutti quanti. Il che però non rassicura, perché purtroppo con i virus non si firmano contratti, poi loro vanno per i fatti loro. Le cattive notizie sono queste: il virus è nuovo, colpisce i giovani e gli adulti, ripeto, noi un po' più vecchiotti siamo un po' protetti, ma non completamente, da questa esperienza precedente. Purtroppo abbiamo visto che un virus, per attaccare la persona, deve trovare una presa. No, c'è la spina che è il virus, deve trovare una presa in cui schiaffarsi, e la presa è specifica del virus.
Quindi noi dobbiamo avere il recettore nella gola per il virus H1N1. Se non ce l'abbiamo, non acchiappiamo. Ma se quel recettore, sfiga vuole, ce l'abbiamo nel fondo dei polmoni, c'è il rischio di una polmonite primaria virale anche in soggetti senza fattore di rischio. E questo giustifica il fatto che purtroppo un quarto dei deceduti finora, che ripeto sono migliaia ma non sono tantissimi per parlare di influenza, non ha un fattore di rischio importante. I morti italiani ce l'hanno quasi tutti. Ieri è morta una signora di Benevento di 160 kg. Insomma, essere a 160 kg, obiettivamente, se non è quello un fattore di rischio. Le buone notizie sono che questo è sensibile ai farmaci, che non sono risolutivi. Sapete che questi due farmaci riducono di un giorno la malattia, ma riducono anche un po' le complicanze. Quindi se date nelle prime 48 ore è buona cosa per chi ha rischio di patologia. Chi ha un po' di febbre, un ragazzo, lasciatelo in pace, dategli un po' di riso, il brodino, le solite cose vecchie, il riposo a letto e buonanotte, insomma, nient'altro. Provoca quindi una malattia a bassa letalità e ha difficoltà a diffondersi oltre la terza generazione di contagio, il che non toglie che un virus in questa sala tra una settimana può pure portarci che un terzo di noi ha un po' di fibbrina. Quindi il contagio è sempre per via respiratoria e è finora genericamente stabile, eccesso vaccino. Il vaccino è arrivato, c'è, anzi, pensavamo che fosse poco, e qua è capace pure che ci avanzerà, visto la poca accettazione di questo vaccino. La prevenzione, come sapete, può avvenire anche per le mani, avete visto che si manifesta dappertutto, quindi chi vaccinare, evidentemente si debbono vaccinare i medici, sia per proteggere se stessi che per evitare di infettare i loro pazienti e per dare un buon esempio. I giovani e gli adulti sotto i 60 anni con patologie croniche è un po' la questione, ma non ci dimentichiamo che arriva l'altra. Quindi non ci dimentichiamo, tutti noi sopra i 60 anni ci siamo fatti già il vaccino contro la stagionale, che adesso dovrebbe essere già finita la campagna. Se non l'abbiamo fatto, vediamo di farlo. Non è facile vaccinare, c'è stata una discussione sui dati clinici, sulla registrazione di questo vaccino che è stata, come devo dire, non frettolosa, ma rapida. Ci sono queste fiale multidose, quindi i medici sono refrattari a prendere la boccettina, aspirare 0,5 ml, iniettare, poi rimetterla in frigo, insomma, tutte queste manovre non sono state felici e ci sono appunto un problema sugli effetti collaterali. Diciamo, in Italia è stato acquistato questo vaccino fatto a Siena, anche se della Novartis, che appunto si chiama Focetria, ha una buona risposta dopo una sola dose, quindi una sola dose basta per la maggioranza della popolazione. Per i bambini sotto i 10 anni invece ci vogliono 2 dosi distanziate da un mese. Nei sopra 60 anni non funziona. D'altra parte non serve, abbiamo detto che non si devono vaccinare, quindi in qualche modo non solo non serve ma nemmeno funziona. E certamente sulle gravide non ci sono ancora dati, però purtroppo abbiamo visto 4 gravide morte in Australia, 7 gravide morte negli Stati Uniti, poche, ma a noi ci dispiace che una mamma vada via con l'influenza, quindi diciamo anche una sola giustifica un'attenzione speciale per vaccinare le gravide dopo il primo trimestre. Gli effetti collaterali sono quelli del Fluad, vi ricordate il vecchio vaccino antinfluenzale? Insomma, c'è questo squalene che fa un po' male sulla parte e può provocare un po' di linee di febbre nella metà dei casi. I vaccini sono già disponibili, quindi se non ci si vaccina adesso è inutile, che se il vaccino agisce dopo 2 settimane, grosso modo, 10-15 giorni. Quindi se io mi vaccino domani, incomincio ad essere immunizzato quasi a fine mese. Se poi arriva a Natale, prima se ne va che mi vaccino a fare. Quindi se uno si deve vaccinare domani e non tra un mese. Ultima diapositiva. È una cosa orribile, lo zaino scolastico. Noi vediamo questi bambini che vanno a scuola, hanno lo zainetto con libri e quaderni, e vabbè, meno male. C'è il telefonino, senza telefonino come si fa? C'è la merendina, altra cosa dannata. C'è il gel disinfettante, la mucchina. Mamma mia, ma che ci serve questo gel? Mettiamoci una mela. I disinfettanti sono inutili, totalmente inutili. Serve l'acqua e il sapone, perché voi sapete bene che quello che serve è levare quella piccola patina di grasso che anche il più bel bambino, la più bella bambina del mondo costantemente ha, ce l'abbiamo tutti,
dove albergano un po' di germi. Quindi il sapone, la soda, scioglie quel grasso e questo diminuisce la quantità di germi sulla mano. Questo è il principio. Il disinfettante è un'ottima addizione commerciale, punto e basta. Quindi l'idea di disinfettarsi, noi vediamo le scuole che non hanno i lavandini, però tutti col gel. Insomma, mettiamo i lavandini, sarebbe cosa più utile e anche permanente. E l'ultima diapositiva, niente baci e abbracci, stiamoci attenti, già siamo diventati una società di social distancing, cioè in cui oramai uno sta attento a non violare lo spazio intimo dell'altro, manco si avvicina per parlare, non sia mai, si sente l'alito, uno sviene. Però ricordiamoci che il 95% dei contagi è per via respiratoria, quindi io sto innaffiando di virus le prime 3 file, compresa la signora di fronte che ride, simpaticona, sta prendendo tutti i miei virus tranquillamente, perché io ho circa Forse 3 per metri. quello però che le prime 2 le ha lasciate vuote. 3 metri di raggio, ecco, perciò hanno fatto la profilassi contro i nostri, poi io sono pure napoletano, chissà che cosa porto. Attualmente faccio lo zar dell'influenza a Napoli. Dunque, la trasmissione per contatto indiretto, che richiede tutti questi lavaggi, è un'evidenza importante. Intanto i lavori scientifici sono stati pubblicati sui nidi. Voi, mamma e papà, sapete benissimo che dentro un nido la miscela di mucose e di contatti liquidi cacche, pipì, salive, mangiare, bambini sono bambini. E la loro vita, anzi, loro così si rinforzano perché si autoimmunizzano continuamente, si autovaccinano tutti i giorni. Però tra gli adulti non è proprio facilissimo. Se io ho una bella tosse adesso e mi metto la mano davanti alla bocca, sulla mia mano esce fuori un po' di acqua, vapore acqueo, le famose goccioline di vapore acqueo, con qualche cellula e anche qualche virus che sta nella cellula, d'accordo? E io mantengo la mano così, poi vado alla porta ed esco. Sulla maniglia lascio un po' delle mie brave cellule, poche, che resistono poco, perché se si asciuga crepa il virus, perché senza acqua le cellule non campano un granché. Dopodiché passa la signora simpaticona di fronte a me e tocca la stessa maniglia. Nel toccare quella maniglia raccoglie un po' delle mie cellule. Dopo poco tempo, che se lo fa il giorno dopo è inutile, tutta roba secca. Quella roba sulla mano della signora che ha toccato la maniglia, da sola non fa niente, perché la pelle non è una via di contagio, e nemmeno la bocca. Lei deve inalare quel materiale, quindi lo deve vaporizzare, aerosolizzare, oppure deve stropicciarsi gli occhi, insemenandolo per bene nella mucosa oculare. Quindi voi capite bene che tutta questa disinfezione, fin quando si tratta di una buona educazione sanitaria, e meno male che vengono le epidemie, ci aiutano a migliorare lo stato igienico del Paese. Però che diventiamo diffidenti gli uni con gli altri, che non saliamo sull'autobus, perché sennò chissà che infezione, che non ci avviciniamo al prossimo, lo teniamo distante perché chissà, insomma, questo è un danno sociale che non merita, visto che non è manco molto efficace nella prevenzione. Quindi non tossiamo in faccia al prossimo, laviamoci spesso le mani, stiamo a casa se ammalati, niente mascherine inutili e scortesi, le mascherine proprio è roba per gli ospedali, non per voi, e spegniamo il panico. Grazie.